Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei tipi strani e quest'oggi vi voglio presentare un ragazzo che esattamente si è presentato nella nostra puntata scorsa, non mi ricordo esattamente qual è, ma sicuramente una volta che lo vedrete lo conoscerete senz'altro. E che c'è di strano? C'è di strano che questo ragazzo praticamente si è messo a fare un'attività del tutto strana. Ma sentiamo subito come si chiama. Ciao, tu sei? Giovanni, Giovanni, dimmi Giovanni, cosa c'è di strano praticamente in questa tua attività che fai? stasera sono un mago, va, stasera Cioè, sono un mago. praticamente tu fai... Sono un mago. Sì, l'abbiamo capito, ma dico... No, mago Simba. Mago Simba. Cioè praticamente tu che fai di strano? Che leggi le carte, non so, indovini il futuro? Legge dove si trova la signora, si trova nel deserto la signora, per ora. Quale signora? È una gita. Quale signora? Qualsiasi signora si trova però in deserto. Sì, ma dico esattamente quale signora? La signora quella che mi voleva incontrare se n'è andata a fare la gita. Ho capito, ma come mai sei diventato un mago? Dimmi. Ma ho pensato di fare un mago. Hai pensato così, ti è venuto in mente di diventare mago e sei diventato mago? Un mago. Vabbè, ascolta, sì, ascoltami, per questa tua attività, ma tu ti fai pagare? No, lo sto facendo per far agire le persone, per far agire tutte le spettatori. Ho capito, cioè praticamente tu ti fingi mago, vai in giro per la città, per Marsala a leggere, diciamo, la mano? Leggi la mano? Le persone, leggi la persona, il futuro delle persone. Il futuro delle persone. Va bene, allora facciamo una prova ora per vedere se sei bravo nel tuo mestiere? Sì, la prima volta che faccio il mago. La prima volta che fai il mago. E hai indovinato qualche futuro? Ho indovinato che io ho in mente che trovo la ragazza. Ah sì? Che tipo di ragazza? Una bella biondona, deve essere snella, bella, simpatica, che mi voglio fare la famiglia. E i capelli come li devi vedere? Di che colori? Biondi. Tutti biondi o metà e metà? Biondi. Tutti biondi. Tutti biondi. Sì, e dimmi, tu come altro lavoro, diciamo come secondo lavoro cosa fai? Posteggiatore. Il posteggiatore. Che rendita ti dà il posteggiatore? La giornata si campa. Si campa? Sì, si guadagna 20 euro al giorno per mettere la pentola, va. Va bene amici telespettatori, ora troviamo una persona che sia disposta a farsi leggere la mano o a farsi predire il futuro del nostro Giovanni. Mago, hai detto mago? Mago Cipriano. Mago Cipriano? No, Mago Simba. Mago Simba. È un nome nuovo. No, un nome nuovo. Esatto. Va bene amici, ora vediamo qualche persona che sia disposta a farsi leggere la mano, come dire, o a farsi predire il futuro, Non ci lasciate perché ancora non è finita, Quelle ragazze sono fortunato, vedi, perché si vogliono bene, quelle ragazze là, vedi? Esatto, va bene. Quella coppia si vuole bene. Ok amici, ancora non è finita, Ci vediamo fra poco. Ciao. Quella coppia si vuole bene, vedi? Amici telespettatori, abbiamo trovato un acquirente che vuole farsi leggere la mano. C'è qua il mago Simba che vuole praticamente leggere il tuo futuro. Tu ti chiami? Anna. Anna, sei di Marsala? No, sono di Trapani. Sei di Trapani. E come mai sei a Marsala? Perché sono fidanzata a Marsala. Ho capito, sei fidanzata con un marsalese? Sì. Va bene Anna, allora te la puoi fare leggere la mano per vedere se effettivamente... Se sai indovinare, perché no? Va bene, ok. Allora amici, venite con noi, facciamo leggere la mano. Esatto. In questa mano che tu sei fortunata al futuro, al lavoro e fatte fidanzata. Capito? E gli amici ti vogliono bene tutti. Ti fai amare tutti e ti rispettano tutti. E poi? Non fai male a nessuno. Capito? Ascoltami, per il futuro? Per il futuro c'ha troppo fortuna sta ragazza. Lavoro e trovare il compagno e farsi fidanzata. E poi? E poi cavarsela nella vita, guadagna la giornata, fa la spesa, mangia. In campo sentimentale? È a posto la ragazza, i sentimenti ce l'ha bene. Cioè? Si fa volere bene, c'ha il sentimento, sa ragionare sopra il sentimento. Cioè c'è sentimento praticamente? Il sentimento, sa ragionare. Mentre se tu riesci a trovare qualcuno che non c'ha sentimento te ne accorgi? Sì, buzzo, quando non hanno sentimento non ragiona proprio. Si vede, cioè a colpo d'occhio si vede, giusto? La ragazza se la cava sul suo lavoro, la sera quando finisce se ne va a casa, con la famiglia. Hai indovinato? Ma che sono fidanzata, cercare l'anima gemella, non ho bisogno di cercare l'anima gemella perché già ce l'ho, l'anima gemella. Per quanto riguarda le altre cose, hai indovinato? L'anima gemella io la trovare, tu a trovare un compagno, cioè amico. Allora, hai indovinato? Ma non tutto. L'anima gemella Che sono buona, sì. tu a trovare un compagno. A posto. Per quanto riguarda invece Fortuna, che cosa gli fai vedere di nuovo la mano? La mano. Che cosa riesci a leggere? Che c'ha soldi, mania troppo soldi sta picciotta. Sopra il lavoro, va.
Cioè? Guadagna, Sì, più chiaro. guadagna la giornata. C'è un po' di soldi per comprarsi roba, per comprarsi le scarpe, per mangiare, mantenersi lei. E poi? Farsi la passeggiata con gli amici, andare a casa, trovare i suoi genitori, stare con gli amici assieme a casa. Hai indovinato? Ma non tutto. Però qualcosina hai indovinato. Qualcosina sì, hai indovinato. Va bene, come altre cose? Ciao bello fisico. Mi ci vai essere quasi zitto, sta viciotta. Ma è fidanzata? Non è fidanzata, non ci vogliamo fare niente. Allora, là sto zitto e ti pigliami. Io non posso lasciare loro per prendermi l'argento. E lo sai, hai ragione. Oh yeah.